Risolto il giallo di Raffadali, Pasquale Mangione è stato ucciso. A stabilirlo l'esito dell'autopsia eseguita oggi pomeriggio dal medico legale Livio Milone dell'Università di Palermo, incaricato dal pubblico ministero Arianna Ciavattini per fare luce sull'mistero che fino a qualche ora fa avvolgeva il caso. L'anziano era stato trovato privo di vita venerdì scorso in una masseria di Contrada Modaccamo, alla periferia di Raffadali. Una delle prime ipotesi era stata quella del decesso dovuto all'aggressione di un branco di cani. Poi alcuni fori individuati attorno al cranio e il rinvenimento di 4 cartucce inesplose calibro 7,65 nei pressi del luogo del ritrovamento del corpo avevano insospettito gli inquirenti. E così, oggi pomeriggio, la svolta decretata dal responso dell'autopsia eseguita nella sala mortuaria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Pasquale Mangione è stato freddato con 2 colpi di pistola al termine presumibilmente di una colluttazione con il suo e i suoi killer, elemento questo che giustificherebbe anche la presenza sulla scena del delitto delle cartucce. A trovare il cadavere del 69enne dilaniato da cani e da altri animali selvatici era stato uno dei figli, 8 ore dopo l'assassinio. Risolto il giallo e ora caccia ai sicari. Gli inquirenti sono al lavoro per capire intanto in quale contesto sia maturato l'omicidio di Pasquale Mangione.